Buongiorno amici di Mattoscacco, allora si va alla grande, oggi in massima concentrazione perché gli avversari sono fortarelli, mica male e andiamo a giocare a 5 più 5 per tornare alla nostra scalata al milione, obiettivo 1700 raga, andiamo, siamo a 1619. Andiamo a giocare in modo cattivo contro i nostri avversari, che sono altrettanto cattivi. Vediamo chi si presenterà al nostro cospetto. Podor, figlio di Khmer. No, citazioni che capiranno in pochi. Oh, a 5 più 5 non gioca mai nessuno. Ma ci avete tutti fretta. Avete tutti fretta che volete giocare un minuto. Il problema è che poi giocate un minuto vi ritrovate contro la difesa 300. Aspettate allora che annullo e rifaccio la sfida perché sta cosa mi puzza. Questa cosa mi puzza abbastanza. Niente. Attenzione. Michaello di Singapore. Michael è un mio amico barese. Cosa giocherai? G6? Cosa giocherai, amico Fritz? Amico Fritz. E tutto questo tempo tra una mossa e l'altra dovrei pensare che tu sia un computer? Amico Fritz? Bene, questo non me l'aspettavo. Ma giocherò subito un bel arrocco lungo alla facciazza tua. Alla facciazza tua. Sei insidioso, sei insinuoso, sei un rompiballe semplicemente. Ma temo che io debba catturarti. A seguito di questa non posso fare questo, se non viene questa. Se gioco questo perdo il pedone. Mazzate, oh! E siamo così aggressivi di prima mattina? A mezzogiorno cosa facciamo? Bombe a mano? Dubito che il mio avversario sapesse veramente giocare contro questa apertura. I miei dubbi iniziano a diventare sempre più fondati, sospetti. C5, adesso mi rovini un po' i piani. L'arrocchino lungo però, secondo me, rimane sempre un'opzione fondamentale. Però prima facciamo cose belle. Prima facciamo così. Non temo il suo alfiere qui. Ragazzi, mi ha fregato, però questa la voglio continuare a giocare. Mi ha fregato. Voglio continuare a giocare perché il mio amico sta giocando veramente tanto bene. Cioè C6 aveva già visto questa mossa, bravo. E mi sembra tanto che stia giocando come un computer, ma proprio avete presente, no? Avete presente? Dopo mi piacerebbe tanto segnalarlo proprio in modo aggressive. Perché così. Perché così. E quindi ce la continuiamo a giocare. Ovviamente non voglio cambiare i pezzi, però su questa c'è C5, vabbè dai, va bene. Continuiamo a giocare contro questo avversario poderoso. Sono stato un po' un pollo anch'io in effetti, però mi ha sorpreso questo cavallo qui, mi ha sorpreso. Ok, bravo, bravissimo. Mi sa che l'arrocco lungo se ne andrà a farsi friggere. Va bene. Voglio muovere in fretta perché voglio vedere quanti secondi ci metti a muovere. Voglio vedere dopo l'analisi del computer come percentuale di mosse corrette come sei messo. O magari è solo uno che gioca bene, eh? Perché dobbiamo essere sempre così sospettosi? Però, esatto, uno che a 1600 mi gioca così,
qualcosina ina, non dico tanto, però qualcosina ina un po' mi puzza. Soprattutto se ci sono in ballo robe. Sì, su questa posizione è già persa da miliardi d'anni. È già persa da miliardi d'anni, ma noi continueremo a giocarla con estrema serietà perché veramente voglio vedere come mi massacra. Voglio vedere, anzi, magari riuscire anche a batterlo sul tempo, perché se uso un computer ci mette un attimino di tempo. Adesso sono mille mosse buone. Per lui in questo momento. Esattamente, proprio una delle mosse alle quali facevo riferimento era questa. Boh, facciamo così. Facciamo così. Mio caro amico Fritz, che non me la racconti giusta. Per ora tutte mosse straprecise, tutte mosse veramente. Tutte mosse straprecise, fino ad ora. Quindi non posso dire nulla al mio amico, se non che è un grande baro. Sto cavallo qui, poi sono costretto a dartelo. C3. Abbiamo già capito l'andazzo di questa partita, ma ripeto, voglio vederla fino alla fine per vedere la sua percentuale di precisione. Perché mi ha sospettito quel cavallo lì e quella spinta C6 per farmi subito questa tattica qui. Non lo so, non lo so, non lo so. O magari è un maestro che sta facendo una speedrun e mi è capitato di sfiga. Dico bene? Attenzione, sta pensando, chissà se è tutta una finta. Non ci voleva troppo per una mossa del Kaiser come questa. Ti batterò sul tempo, ho deciso. Ho deciso che ti batterò sul tempo. Ormai l'ho deciso, non è che posso tornare indietro sui miei passi. Su, qualsiasi cosa tu faccia, sia che tu metta la torre, che tu metta l'alfiere, io ti gioco questa. Attenzione, pensieroso, il mio amico è pensieroso, deve recitare la parte di colui che sta veramente impegnandosi, ma non ha una debolezza neanche a pagarlo oro tutta la vita questo signore. Segue B6, su B6 posso spingere qui, alfiere qui. Adesso vediamo un po' come fare, cosa fare. C'è questa qui, cattura di donna e non so quanto sia buona, però d'altronde non ho particolari idee. Ok. Non posso fare niente, cioè questa è la tipica posizione di abbandono, tipicissima posizione di abbandono. E nelle tipiche posizioni di abbandono cosa si fa? Solitamente si abbandona. S'abbandona. Ma noi non abbandoneremo, neanche un po'. Giocheremo in modo aggressivo, giochiamo G4 alla prossima. Giocheremo G4. Qui B5, no, non fanno paura B5. Esatto, era proprio la mossa che volevo che tu facessi che non facessi. Sì, alfiere qui, tutto sommato.
Tutto sommato sembra buona, aiuterà in questo attacco disperato. Amico. Amico. Caro amico ti schifo, diceva. Chi è che lo diceva? Caro amico ti schifo. G4, così puoi venire con la donna qui. E io ti metto davanti all'alfiere, cambiamo tutto. Andrà così la partita? Chi lo sa come andrà a finire. Chi lo sa? Questo Mike Hellow è un personaggio veramente strano. Veramente strano, veramente molto strano. Va bene. Va bene, lo sapevo che andava a finire così. Comunque sì, sono tutte mosse da 10 lode. Tutte mosse da 10 lode. Cioè se fosse stata una. Vediamo qui se c'è qualche tattica. Dico solo una, leggermente imprecisa, e io sarei stato più felice. Invece no. Tutti colpi da manuale. Vediamo qui adesso cosa c'è di forte che può fare. Boh, forse il raddoppio per venire qui e cambiare anche l'altra torre. Se sposto questa torre lui ha la possibilità di entrare con 2 torri qui ed è abbastanza finita dopo, quindi non posso neanche spostare questa torre. Ah ragazzi, tipica situazione computeresca. Tipica situazione computeresca. Attenzione, 25 secondi, chissà se fa il figo, se sta pensando su se... Io veramente voglio, eccolo lì, voglio capirci di più su questa situazione. Magari c'è il computer che pensa tanto, c'è il computer del 1980. O magari mi fa solo sperare che sia una persona vera e adesso se la cava sempre con gli ultimi 5 secondi. È un gioco troppo strano, ragazzi, dai, nessuno gioca così, che a 2 secondi perde per il tempo. No, vabbè, dai, no, cioè è impossibile questa cosa, è praticamente impossibile un gioco così lineare. Spero veramente che tu abbia utilizzato, e sono convinto, cioè proprio quest'ultimo, il fatto che tu adesso avevi 1 minuto e 24 e avevi 27 secondi e non hai fatto una mossa in 27 secondi, ma potevi fare qualsiasi cavolata, potevi giocare anche a 6, qualsiasi cosa, o una mossa semplice come questa. Boh, io il dubbio ce l'ho, anzi adesso ci facciamo analisi e voglio vedere che cosa dice l'amico qua. Ah, forse no, ecco, non me lo dice perché l'avevo già fatto l'upgrade. Però adesso esco da qui, entro col mio account principale e vediamo. Sono troppo curioso di vedere come la valuta questa. Sono troppo curioso, ragazzi, sono troppo curioso. Troppo curioso. Andiamo a cercare questa partita. Mi sono copiato il link. Sono veramente troppo curioso. Precisione del 90%. Mi aspettavo di più. 90% di precisione. No, può essere che sia stato solamente un pollo io. Ok, mossa da libro. Ok, questa è la migliore. E qui non bisognava catturare, ma giocare alfiere F4. Ok, questa è ovviamente la migliore. Ok, questa è un'imprecisione.
Ok, 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 ok. Qui cosa devo giocare? Cavallo 2. Ok, altra piccola imprecisione a 6 bisogna giocare. Va bene. Vabbè, comunque era, era stravinta per lui. Può essere che non abbia usato il computer, che con il 90% di precisione può essere. Ora ho solo dubitato male, è il momento ora di uscire e rientrare per farci una partita sperando che sia un pochettino più divertente, perché questa è stata una sofferenza. Ma una sofferenza, ragazzi, incredibile. Dai, giochiamocela, nuova partita. Tra l'altro ho avuto un sedere che la metà bastava. La metà bastava, ve lo giuro. Ok. Speriamo di trovare qualcuno che faccia il caso nostro. Che faccia il caso nostro. Dai ragazzi, vorrei farmi una partita dove posso veramente giocare a scacchi, perché quella di prima non si può definire. Quello di prima è un disastro in apertura. Quello di prima era un disastro in apertura. Come al solito su sto sito qui è 5 più 5, non ci vuole mai giocare nessuno. Com'è possibile? Com'è possibile? E dai, eh. Oh, faccio l'ultima prova, 5 più 5, se no poi mi tocca giocare a 3 minuti. Già lo so che poi mi viene l'impulso di giocare a 3 minuti. Niente. Niente, nessuno 5 più 5. Dai, dai. Adesso arriva l'avversario. Fra 3, 2, 1. Niente. Allora giochiamo a 3 più 2. 3 più 2, anche se non è una modalità che so gestire bene per il tempo. E adesso arriva. Eccolo che è arrivato l'avversario. Eccolo che è arrivato. Attenzione. Mitmot, Sudafrica. Attenzione. 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 Partita incredibile. Attenzione. 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 Attenzione, il mio avversario è carichissimo. Attenzione, il mio avversario è stracarico. Il mio avversario è stracarico a bomba. Lo vedo già, lo vedo già, lo vedo già. Lo vedo già che è stracarichissimo. Attenzione. Adesso giocherà C3. Alfiere di 6 è già pronta. Alfiere di 6 è già pronta. Guardate come è già pronta. Guardate come è già pronta. Niente, non è pronta, non è pronta. Non è pronta, non è pronta. E adesso voglio... cos'è? Facciamo patta? Vuoi fare patta? Giocaci 3, su. Che sarà mai? Esatto. Esatto, esatto, esatto. Proprio questo quello che volevo sentirmi dire. Era proprio questo quello che volevo sentirmi dire da te in questo momento, preciso, in questo istante. Che dire, questo pedone te lo posso lasciare? Secondo me, se ti lascio il pedone, secondo me poi non è così male. Ma sai che posso anche lasciartelo quel pedone? E invece no, ti gioco questa, ti gioco questa. Il cavallo qui e qui non lo temo per via del super alfiere potentissimo. Mamma mia quanto è potente questo alfiere. E ti catturo subito qua, a meno che c'è questa. Oppure questa, questa, questa. Mi stai veramente facendo perdere. Mi stai facendo perdere le staffe. Poi come te lo tolgo questo cavallo da qua? Non mi fai arroccare lungo? Non mi fai arroccare lungo? Pensa a te questo furbacchione. Se catturo così, tu catturi così. Io catturo così, tu catturi così. Io ti Ma sì, dai, vaffan bagno. Dovrei andare anche in vantaggio.
di materiale, di tutto. E se non catturi c'ho questa, chi se ne frega dell'arrocco, no? A un certo punto dico, a un certo punto chi se ne frega dell'arrocco, o no? Attenzione, attenzione, attenzione. Non posso arroccare perché c'è questa. In realtà sì che posso, perché no, non posso. Questa torre è un po' inibita, diciamo così. Tac, scacco, ti sposti giù, spinta di pedone. Interessante, io la provo. Io la provo perché sembra una variante interessante. Al massimo mi sono sbagliato. Questa, tac, scacco, vieni qui giù, spinta di pedone e vengo giù con la torre. Io credo che sia abbastanza vincente e non l'ha fatta! Non me l'ha fatta fare! Ok, adesso questa si può fare perché dopo lo scacco sposto la torre. Com'è che siamo andati in parità col tempo? Da quando, soprattutto? Ma soprattutto da quando? Niente. Anzi, sono anche sotto di tempo in questo momento preciso. Tutto ciò per essere anche in pari di materiale. Cioè, capito? Non è che dici, la soddisfazione almeno. No, niente. Tac, spingo, lo chiudo. Tac, spingo, lo chiudo. Viene lì. Tac, il cavallo può aiutare l'alfiere? Penso di no. Penso di no. Penso di no. Penso di no. Ok. Ok, amico. Ok, abbiamo capito che ti piace un gioco più tranzollo, no? Diciamo così, ci togliamo da tutte le possibili rotture dei cojones da parte del tuo alfieretto bellissimo. Ok, adesso devo fare attenzione a quello, perché dopo sì che si poteva fare, perché c'era 5 che andava in supporto del pedone. 59 secondi per riuscire a sistemare una situazione piuttosto strana. Una situazione piuttosto strana, devo dire. Devo dire che ora posso spingere. Spingo, metti la torre qui dietro. A meno che io non faccia questa, che mi sembra ancora più carina, però. Tu vieni col cavallo qui. Questa mi sembra carina come minaccia. Piccolissimo colpo tattico. Ok. Adesso se cade questo pedone sono molto felice. Sono molto felice se dovesse cadere quel peon. Ok, facciamola. Facciamola su questa, cambio un po' di robe. Forse c'era un modo per sfruttarla meglio, questo non te lo so dire. Ok, è andata. 3 errori, 2 errori gravi. Disastro sta partitella. Veramente un disastro. Va bene. Vediamo che cosa abbiamo sbagliato, perché è sempre importante imparare dai propri errori. Donna di 4. Qui che cosa devo giocare? Alfiere per F5. Ok, questa sia una posizione un po' pattaiola. Fiere di 6 e per D3 cattura. Qui devo catturare questo per poi catturare. In effetti avrei avuto un arrocco facilissimo, però non volevo dare via quell'alfiere.
E infatti questo mi ha fatto perdere tutto il vantaggio. Devo giocarla subito. Qui dovevo catturare con l'alfiere, non col pedone. Cattura, alfiere F5. C2. C2. E invece no, a Roccolungo. Vediamo se era giusto questo sacrificio. Sì, era giusto. Era giusto. Era giusto. E forse anche prima era giusto, no? Perché se lui veniva qui, giustamente io c'avevo lo scacco. Rendi 1, C2, rendi 2. Sì, insomma, era interessante. Era interessante semplicemente perché aveva il re al centro. Ma vediamo com'è andata la partita, di qua, di qua, di qua. Di qua, ok, cavallo subito, cavallo in D2, subito, l'ho fatta dopo. Incentivato dal suo pedone, ok, C5, eh sì, c'era C5, cattura, cattura, sta qua, torre per D4, torre per D4, ah no, torre per D4 questa, ok, va bene. E c'era anche torre per C4? Sì? Ma non è matto. Torre per C4, torre per, torre 1, tac. E tu dici che questa è vinta per... Ah, no amico, no zio, non l'avrei vista. Mi spiace ma non l'avrei vista. Alfiere qui, tac, adesso torre per C4, ok, va bene, va bene, va bene. Questo è stato un errore, dopo i miei tanti errori e sviste, giustamente. Va bene ragazzi, è andata bene con la partita di prima, è andata bene anche adesso, e non potrà sempre andarci bene, ma noi continuiamo la nostra scalata al 1.000.000 di 1.700. Alla prossima, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!